Vittoria esterna in rimonta per 2-3 e passaggio ai quarti di finale per l'Ostia Mare di Fabrizio Giuliani, che batte la Vigor per Conti ai calci di rigore dopo il 2-2 dei due tempi regolamentari. Ostia Mare che ai quarti incontrerà il Frosinone, sempre in trasferta, prima occasione in favore della formazione bianco-viola, palla all'interno dell'area di rigore con Milanesi che viene contratto, poi la conclusione da parte del numero 10 che termina in corner. Ancora Ostia Mare velenosa con il colpo di testa sempre di Milanesi che termina però sul fondo. Il vantaggio della Vigor per Conti è però a stretto giro di posta, prima vera azione con errore del portiere del biancoviola. Magliozzi è lì pronto e non può sbagliare. 1-0 in favore della Vigor per Conti. Al 24esimo è ancora la Vigor ad essere pericolosa nell'area di rigore avversaria, palla sulla destra, Spera che arriva al numero 9 della formazione in maglia bianca, Magliozzi, palla che termina alta sopra la traversa, poi pallone all'interno dell'area di rigore, conclusione e 2-0 a segno, va alla mezz'ora Palermi che con il sinistro batte Romeo per il 2-0 in favore della formazione blaugrana di Loconte. Ancora Vigor per Conti pericolosa sul finale della prima frazione di gioco, conclusione che però termina tra le braccia di Romeo. Ostia Mare inizia a farsi vedere all'inizio della ripresa, palla all'interno dell'area di rigore, De Rigi mette il suo sinistro alto sopra la traversa, poi è ancora la Vigor ad essere pericolosa con Romeo che è costretto a metterci i guanti. Da corner Ostia Mare velenosa al minuto numero 22, respinge il numero 1 Musolino, poi azione che si perde, il 2-1 arriva al minuto numero 25, palla all'interno dell'area di rigore, Milanesi spizza quanto basta e riapre così il match 2-1 e gara aperta tutto per tutto dell'Ostia Mare, che però lascia spazio ovviamente in contropiede. L'occasionissima arriva al minuto numero 37 in pieno recupero, palla che termina in out, poi altro calcio di punizione al minuto numero 38. Alla battuta c'è il numero 10 Colucci, ancora Milanesi e ci mette la testa, doppietta 2-2 e si va ai calci di rigore. Ai penalty il primo ad andare a battere Pierangelini per la Vigor per Conti, Romeo intuisce e para. Colucci invece per l'Ostia Mare non sbaglia, 1-0 che sarebbe 3-2. Ancora Vigor per Conti con De Angelis. Di nuovo Romeo intuisce e pare il secondo rigore su 2. Ostia Mare che invece con Desideri non sbaglia e si porta sul doppio vantaggio. Ancora Vigor con Pierini, altra parata 3-3 da parte di Romeo. Milanesi invece calcia il suo destro alto sopra la traversa. Cioli per la Vigor per Conti non sbaglia e è il turno di Farinelli che mette il pallone in rete mandando ai quarti di finale la formazione bianco-viola di Fabrizio Giuliani.